Sant'Antonio ci parla, interroga, attira a sé e lo fa a cerchi concentrici dal luogo della sua sepoltura in basilica alla città di Padova, all'Italia, fino a raggiungere davvero tutti i paesi del mondo. Si apre una visione universale, il messaggio congiunto che in occasione del 13 giugno scrivono insieme il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, e il rettore della Basilica del Santo, Fra Antonio Ramina. Antonio, testimone del silenzio, della pace e della giustizia. Questo è il titolo scelto per invitare, attraverso l'intercessione del Santo, a valorizzare il silenzio che feconda la parola, la pace invocata a partire dalle nostre relazioni quotidiane, la giustizia nel prendere le difese, come fece Sant'Antonio, delle persone povere, fragili, senza voce. In attesa della festa del 13 giugno non si fermano lo stupore e la meraviglia anche della comunità francescana dei frati per una devozione che antica continua a rimanere significativa nel tempo. Le persone che si avvicinano a Sant'Antonio, che esprimono nella loro vita un affetto, un'amicizia per lui, hanno nel cuore tantissimi desideri, tantissimi sogni, per cui ritroviamo persone che davvero vedono in Antonio un luminoso interprete del Vangelo, altre persone invece riconoscono in Sant'Antonio il volto di una persona amica che sta loro accanto, che le accompagna nel cammino della fede. Ecco, credo che questi due aspetti siano profondamente intrecciati, trovare in Antonio un esempio e trovare in Antonio un amico che ci accompagna.